Caccia intesa non solo come prelievo delle specie di cui è consentito l'abbattimento, ma anche, se non soprattutto, come tutela del territorio. E per UNCTA, acronimo che sta per Unione Nazionale Cacciatori Zone Alpine, come fattore culturale di cui si discuterà nel corso della 59esima Assemblea annuale che dal 13 al 15 giugno verrà ospitata a Cortina d'Ampezzo. L'UNCSA è un'associazione che raccoglie i cacciatori della zona Alpi, di tutto l'arco alpino. È un'associazione culturale. A cosa serve la cultura? A tutto e a niente. Noi confidiamo che sia la molla che muove il nostro mondo anche nei territori delle Alpi. Facciamo il possibile perché come cacciatori noi si sia partecipi di una crescita culturale del mondo delle Alpi. Iniziativa con molti e prestigiosi patrocini, tra cui l'Istitut Culturale Ladin Cesa di Ianne, tanto che il programma è pubblicato anche in ladino, la Regione Veneto e la provincia di Belluno, la cui vicepresidente ha la delega alla caccia. Nel corso degli anni abbiamo sperimentato e toccato con mano il fatto che il mondo venatorio non è semplicemente incentrato a quello che è la caccia, quindi l'atto effettivamente di prelievo del capo, ma è tutta una serie di processi per quanto riguarda la conoscenza e la tutela ambientale. L'UNZA questo rappresenta a livello nazionale e anche a livello di circolo delle Dolomiti Bellunesi è importantissimo.